Nell'ambito delle iniziative inserite nel vasto programma dell'estate montallegrese organizzata dal comune di Montallegro, si è svolta ieri la sagra del pomodoro siccagno, tipico locale perché cresce senza essere irrigato. Tanta la gente che ha potuto degustare quanto preparato dai bravi chef presenti per l'occasione, che hanno preparato un ricco e gustoso menù basato sul pomodoro, poi vino e anguria. Al termine intrattenimento di cabaret con Marco Manera, un modo semplice di divertirsi e passare lietamente le serate estive a Montallegro. Questo è un nostro prodotto di eccellenza di Montallegro, forse è l'unico prodotto in provincia di Agrigento che si produce senza acqua. Il siccagno perché si produce senza acqua e ha delle caratteristiche organolettiche che sono uniche, proprio riconosciute dagli studi fatti che abbiamo fatto nel tempo, ed è un pomodoro che si presta per fare più che altro le conserve pure, perché non contiene acidità, il grado zuccherino è molto alto, per cui questo pomodoro è un'eccellenza di qualità. Ora noi queste manifestazioni li stiamo promuovendo proprio per lanciare questo prodotto che è unico, diciamo, in provincia, e per invogliare anche i ragazzi, i giovani a coltivare questo tipo di pomodoro che è una ricchezza per questo territorio. Il pomodoro siccagno è un prodotto tipico di Montallegro perché cresce in una zona come Montallegro senza irrigazione e che ha un livello di polpa molto elevato, contiene diverse vitamine, è inossidante e mi ricorda un po' la tradizione di quando ero bambino, quando mi ricordo si faceva il pomodoro nei mandi di legno, dopo che questo pomodoro veniva, tra virgolette, come si dice, arriminato. Ecco, i bambini non facevano altro che arriminare quel pomodoro per ottenere il cosiddetto estratto, che sarebbe usciatto, ecco, in siciliano. Questa è sicuramente una tradizione importante a Montallegro e rappresenta un momento di grande affluenza popolare, perché la gente è molto legata al territorio, poi in un contesto dove abbiniamo al pomodoro siccagno l'evento culturale al Museo della Civiltà Contadina, al divertimento con il cabaret e tutte le altre alla musica contemporaneamente. Sono contento di avere un'associazione di cuochi molto qualificati, quale quella che è presente e che sicuramente questa sera apprezzeremo, e mi espongo in anticipo perché sono sicuro della riuscita di questa bellissima manifestazione. Noi abbiamo accolto l'invito del Comune per quanto riguarda il sindaco di Montallegro, per cui con molto entusiasmo, visto che anche noi, essendo l'associazione cuochi Salvatore Schifano di Agrigento, promuoviamo i prodotti a chilometro zero, cioè noi andiamo orgogliosi quale valorizzare i nostri prodotti, divulgarli, farli conoscere, ma riconoscerli noi stessi e riportarli nella elaborazione alla tradizione vera e propria, così come diceva l'assessore prima. Noi abbiamo preparato una salsa al pomodoro che oggi la andiamo a abbinare alla tradizionale melanzana e pasta, per cui tiriamo fuori una pasta alla norma con un basilico freschissimo che sprigiona ancora di più e valorizza ancora di più le caratteristiche di questo pomodoro, che è veramente eccezionale. Poi ovviamente l'immancabile bruschetta, per cui il pomodoro fa da padrone, e quindi c'è l'immancabile bruschetta. Ma non si presta solo alle tipiche preparazioni, si può abbinare, l'abbiamo abbinato anche in altre preparazioni, dall'insalata di riso alle verdure in agrodolce cotte al forno, dove c'è il pomodoro al forno che ve lo posso garantire, lo gusteranno stasera i presenti, per cui ve lo posso garantire veramente, e va a completare e migliora tutte le preparazioni che abbiamo fatto. Abbiamo fatto con il pomodoro siccagno una salsa di pomodoro semplice addizionata con del pesto di basilico, dell'olio d'aglio e delle melenzane, la cosiddetta norma con l'aggiunta del basilico, del pesto di basilico, perché nelle nostre parti il basilico viene molto, molto buono. Insomma, un cibo sano, genuino, non solo basilico, abbiamo visto anche altre preparazioni del pomodoro siccagno. Sì, abbiamo fatto delle verdure con il pomodoro siccagno, delle melenzane e peperoni coltivate nelle nostre zone con pochissima acqua, e praticamente abbiamo fatto una specie di ratatouille
di verdure, fatte a forno con molta cipolla e il pomodoro siccagno in abbondanza, privilegia il pomodoro in questa tradizione. Signora, che cos'è questo? Stratto. Stratto di pomodoro. Come si prepara? Si cuociono i pomodori, si sculano e poi si macinano, poi ci mettiamo il sale, un po' di sale a girare attorno alla tavola e si mette al sole, senza medicine. Sì, diventa concentrato e poi si usa. Che gusto particolare dà la salsa? Bellissimo, bellissimo, lo possiamo mescolare specialmente quando c'è il ragù pure e carne a sugo, col maiale, il finocchiello selvatico è bellissimo, troppo bello. Le cappere. Abbiamo fatto le cappe di pomodoro, tutti semplici, solo col sole e il sale. Sole e il Pomodoro sale. siccagno. Tutto pomodoro siccagno. Solo soffro e poi senza annaffiate. Nenza, pomodoro non sale proprio. Solo col sole e il sale. Ormai è da anni che proponiamo questa sagra del pomodoro qui a Montallegro, perché si è voluto creare proprio dare la possibilità a questo piccolo paesino anche di creare un indotto dietro al pomodoro siccagno. Il pomodoro siccagno è una pianta tipica locale, si produce qui a Montallegro abbastanza bene, è un prodotto che è stagionale ma che attorno può portare anche turismo, perché il pomodoro non si ferma soltanto al fatto estetico di mangiare soltanto, ma può essere anche portato nel turismo stesso. Molti sono venuti da fuori qui a Montallegro e in questo periodo vengono addirittura a raccogliere il pomodoro siccagno nelle nostre campagne con i nostri concittadini, quindi abbiamo pensato proprio di farne un momento di orgoglio per Montallegro. Da questo prodotto si può creare praticamente un indotto. Ci stiamo tentando e da 2 anni ormai che portiamo avanti questa sagra, speriamo che possa svilupparsi ancora di più. Questa sera in un angolo dell'altra piazza avremo anche gli artisti locali che dipingeranno, faranno un estempora sulla civiltà contadina di Montallegro e il pomodoro siccagno. A fianco a questo abbiamo voluto rivalutare anche alcuni mestieri tradizionali, come per esempio la giummarra e quindi l'impagliamento delle sedie, l'impagliamento anche, la realizzazione di alcune borse che adesso vanno di moda tantissimo, vissuto in maniera molto moderna, diciamo più un po' moderna, e quindi abbiamo gli artigiani locali che vivranno anche questa esperienza grande che per noi è orgoglio di Montallegro sempre. Intervistiamo un turista che viene da Torre del Greco insieme alla sua famiglia e a tanti amici. Una sua valutazione di questa serata? Posso farvi solo i complimenti per la serata. A noi che siamo una città così grande non riusciamo mai a fare delle piccole manifestazioni così, che possono essere piccole ma per noi sono piacevoli comunque. Il menù? Menù ottimo, poi che dire, con 2 euro è giusto una gioia per stare. Cosa le è piaciuto di più? Io ho assaggiato tutto, i pomodori secchi e le melenzane, i peperoni. Poi la pasta. Signora, lei qualcosa? È stato tutto bello. Lei pure di Torre del Greco? Sì, vengo da Torre. Come avete scelto di venire qui a Montallegro? Ce l'hanno consigliato e siamo venuti. Mare, visto la bella spiaggia che c'è? È stupendo, noi siamo andati a Bova Marina, è bellissimo, stupendo, complimenti, veramente siete delle persone proprio cordiali, cordialissime. Non c'è niente altro da aggiungere perché veramente Una tutto. bella esperienza? Sì, mi dispiace di andare via domani, quindi abbiamo già con questo chiudiamo tutto dicendo che è un peccato andare via. Che il mare è bellissimo, perché ci stanno i pesciolini. Io non posso fare altro che confermare tutto quello che è stato detto fino adesso dai miei amici, e quindi complimenti ancora e ci rivedremo l'anno prossimo. No, allora innanzitutto, ecco, giusto, io aspetto temporeggio prima di cominciare, Isa un poco. Temporeggio prima di cominciare perché così do tempo a chi si deve avvicinare ad avvicinarsi,
do tempo, accusava a sistemare, giustamente c'è il signore che sta chiamando i parenti, tutto buono e benedetto, tutto buono e benedetto. E quindi no, ne approfitto in questa fase iniziale per salutare Concetta che mi sa che l'ho conosciuta, dirvi bene. Ne approfitto per ringraziare Giuseppe, il nostro assessore, bravo Giuseppe, la sindaco che ho conosciuto, insomma sono delle persone accoglienti.